Allora, io sono appunto Turnuzzo Sonia e sono una psicologa e psicoterapeuta del SERD di Portogruaro. Adesso poi vi spieghiamo nel dettaglio di cosa ci occupiamo. E Donatella Bozzato, assistente sociale del SERD di Portogruaro. Allora, noi oggi volevamo un po' cominciare con spiegarvi un po' qual è il mondo delle dipendenze e quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono. Allora, che cos'è una dipendenza? Allora, una dipendenza è un legame molto forte con una sostanza o un comportamento che causa conseguenze negative per la salute fisica, psichica e sociale. Le dipendenze, noi abbiamo dipendenze da sostanze, quindi da sostanze cosiddette legali, e quindi l'alcol e il tabacco, e sostanze illegali, quindi tutte le altre sostanze, e le dipendenze senza sostanze. Qui ne abbiamo elencate molte, ma in questo momento storico noi ci stiamo occupando molto di gioco d'azzardo. Diciamo così che la classificazione scientifica parla di dipendenza senza sostanze riguardante sia il lavoro, relazioni sentimentali, computer, televisione, internet, videogiochi, sport estremi, acquisti e sesso, ma noi in questo momento qui a Portogruaro ci stiamo occupando molto di gioco d'azzardo. Qual è il meccanismo della dipendenza? Allora, il meccanismo della dipendenza si instaura così: ci sono ripetuti comportamenti che possono essere legati sia al usare le sostanze ripetutamente, oppure nel nostro caso quindi al giocare d'azzardo. Questo determina, questi comportamenti ripetuti determinano una gratificazione sia fisica che psicologica, che a sua volta determinano il desiderio di nuovo di mettere in atto lo stesso comportamento. Quindi la ripetizione di questo circolo determina proprio l'instaurarsi della dipendenza. Allora, prima abbiamo parlato che le dipendenze riguardano sia le sostanze ma anche i comportamenti. E quali sono le caratteristiche comuni tra dipendenza da sostanze e dipendenza senza sostanza o dipendenze comportamentali? Allora, le caratteristiche sono la dominanza. Che cosa significa? Che il comportamento o la droga dominano i pensieri e le azioni della persona, per cui sia il comportamento che le sostanze diventano la cosa primaria per quella persona, quindi la vita della persona ruota intorno alla sostanza o al comportamento. Ci sono delle alterazioni del tono dell'umore. Cosa significa? Che con l'inizio dell'assunzione delle sostanze o l'attivazione di un comportamento tipo, che ne so, il gioco d'azzardo, c'è un'alterazione anche del tono dell'umore e si passa da un effetto di eccitazione, che ne so, se uso la sostanza mi eccita, mi fa stare bene, a fasi in cui c'è invece una sorta di depressione, di apatia e la persona non ha voglia di fare niente, le manca gli interessi, non ha stimoli. Alla tolleranza, cioè il bisogno di aumentare la quantità di droga o di comportamento per ottenere l'effetto desiderato. Cosa significa? Che se io inizio ad usare una sostanza non mi basta più la stessa quantità, ma ho necessità di aumentare la quantità per avere l'effetto desiderato. Così come per il comportamento, se gioco alle slot machine non mi basta giocare un'ora, poi diventa che devo giocare 2 ore e così via per avere lo stesso effetto desiderato. I sintomi di astinenza, cioè esiste una sorta di malessere fisico e psichico quando viene ridotto, si interrompe il comportamento. Per cui se io per qualche motivo non riesco a usare una sostanza o a giocare per esempio una macchinetta, inizio a stare male, perché è una sorta proprio di malessere sia fisico che psicologico, che può andare dall'ansia, dalla tensione, dal diventare aggressivo, proprio sto male. Il conflitto, e cioè che la dipendenza determina sia conflitti tra le persone, quindi tra la persona e chi gli sta vicino, ma anche all'interno della stessa persona quando si rende conto di essere dipendente e quindi di non essere più libero. L'altra caratteristica è la ricaduta, e cioè questa la ricaduta è un evento che accade, cioè la tendenza a ricominciare il comportamento o a ricominciare a usare la sostanza dopo averla interrotta. Allora, che cosa succede? Tutto questo come si traduce, no? Che a lungo andare le persone hanno problemi di salute, problemi sociali, problemi familiari, problemi affettivi, lavorativi, graduale isolamento, distorsione dei rapporti affettivi e sociali. Che si traduce in che cosa? Che persone a un certo punto della loro vita hanno difficoltà a mantenere il controllo su diversi aspetti sanitari, affettivi, sociali, economici, legali, a gestire se stessi
e a garantirsi una qualità di vita soddisfacente. Allora, qui vi ho fatto in generale che cosa sono le dipendenze, adesso entriamo nello specifico cosa facciamo noi. Qui c'è scritto servizio SERD, una volta si chiamava SERT, servizio per le tossicodipendenze, adesso si parla di SERD, proprio per il discorso che vi dicevo prima, perché si parla di dipendenze, quindi dipendenze sia da sostanze che da comportamenti, e l'alcolismo. Allora, il SERD che cos'è? Un servizio pubblico per le dipendenze e assicura interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore di persone con problemi legati sia al consumo di droghe e alcol o anche di comportamenti assimilati, quindi per esempio il gioco d'azzardo. Tenete conto che molte volte comportamenti, le dipendenze comportamentali, quindi il gioco d'azzardo, molte volte è associato anche ad un consumo di alcol, quindi c'è una presenza di tutte e due le dipendenze. Così come le persone che abusano di sostanze molte volte hanno anche problemi di alcol. Al SERD si lavora in equipe che è composta da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri e personale amministrativo. Allora, qui abbiamo messo un po' tutti i servizi che noi offriamo. Allora, noi diamo consulenza, forniamo informazioni, accertiamo le condizioni fisiche e psicofisiche della persona, attiviamo progetti terapeutici e riabilitativi, trattamenti medico-farmacologici, facciamo una prevenzione, uno screening rispetto a patologie quali HIV, epatite B e epatite C, trattamenti psicologici, interventi di servizio sociale, orientamento e invio in comunità terapeutica, collaborazione con altri enti come il comune, il tribunale, le prefetture, le sezioni di volontariato e altri servizi dell'ULSS, assistenza in carcere a detenuti e programmi per le alternative al carcere e attività di prevenzione nelle scuole, nei comuni e nelle associazioni. Allora, quello che oggi volevamo presentarvi è che cosa sta accadendo in questo momento, cioè quello che noi adesso vi presentiamo è una fotografia di quello che noi trattiamo normalmente. Allora, quello che stiamo vedendo in questo momento è che c'è un invecchiamento delle persone che hanno problemi da eroina, cioè i vecchi tossicodipendenti, quelli che una volta erano giovani, stanno diventando anziani e questo naturalmente ha un peso rilevante perché si parla di persone che comunque si trovano in uno stato di emarginazione perché la loro vita ha preso una strada per cui piano piano hanno rotto con i legami familiari, affettivi, relazionali e sociali, problemi con la giustizia, quindi sono persone che comunque hanno dei trascorsi di un certo tipo e compromissione della salute fisica e psichica. Altro aspetto che stiamo vedendo sempre più frequentemente è la comorbilità, e cioè la presenza nella stessa persona sia di una dipendenza, sia da sostanze o da gioco d'azzardo, ma anche di problemi psichiatrici, quindi rendendo il quadro, diciamo così, la complessità della persona molto forte. Questo naturalmente, anche in questo caso abbiamo persone che si trovano ad avere proprio delle difficoltà nelle relazioni e quindi un isolamento sociale e la caratteristica particolare di queste persone è proprio che sono imprevedibili nel comportamento, proprio perché c'è la presenza contemporanea sia della dipendenza che di problemi psichiatrici. Altro aspetto che noi stiamo vedendo in questo momento è la diffusione dell'alcol. Noi l'abbiamo messo come droga sottovalutata, il termine droga non è provocatorio ma perché di fatto l'alcol è una sostanza psicoattiva, cioè agisce a livello del sistema nervoso centrale ed è a tutti gli effetti una droga, e sottovalutata perché? Perché è legale e di uso comune, ma quello che noi stiamo vedendo è che c'è un uso sempre più precoce di alcol. Tenete conto che nel Veneto abbiamo un primato, cioè che le persone iniziano a bere a 11 anni, la prima ubriacatura è dai 12-13 anni, quindi effettivamente il fatto di un uso precoce di alcol ha tutta una serie di conseguenze sia a livello dello sviluppo neuronale, quindi proprio a livello di sviluppo del cervello, nonché a livello di comportamenti e conseguenze, quindi è un problema molto grosso in questo momento. C'è una marcata tendenza all'esagerazione e all'abuso. La cosa particolare dell'uso di alcol in questo momento è che viene utilizzato proprio per le sue finalità di sballo. Mentre una volta l'alcol veniva utilizzato, il bicchiere di vino veniva utilizzato per bere a pasto, in questo momento storico gli alcolici vengono utilizzati proprio per sballare, per cui alla sera c'è un'esagerazione di alcol o superalcolici proprio per sballare, questa è la finalità. E un abuso contemporaneo di alcol e altre sostanze, quindi questo soprattutto anche per i ragazzi che utilizzano alcol, che ne so, il sabato sera,
associato ad anche altre sostanze, che può andare dalle canne all'ecstasy alla cocaina, quindi con un mix che diventa particolarmente ingente. Dipendenze comportamentali, quello che dicevamo prima, il gioco d'azzardo, con persone che arrivano al SERT con gravi problemi a livello proprio di perdite di lavoro, relazioni significative, quindi famiglie che si trovano in notevoli difficoltà, che naturalmente le difficoltà economiche poi si riversano anche su difficoltà relazionali, quindi conflitti di coppia, separazioni, divorzi, isolamento sociale e un forte indebitamento. Allora, questo che cosa comporta? Allora, trovandoci di fronte a questi nuovi scenari, quello che ci troviamo a fare è proprio di creare proprio un approccio terapeutico integrato e multidisciplinare, cioè che tiene conto di tutti gli aspetti dell'indipendenza, quindi sia dal punto di vista medico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista psicologico e sociale. Quindi significa mettere in atto dei progetti, un approccio che tiene conto qui noi abbiamo messo un approccio terapeutico integrato multidisciplinare basato su metodologie e strategie variabili. Che cosa significa variabili? Cioè che sono tarate in funzione della persona, cioè in funzione dell'obiettivo che intendiamo raggiungere per quella persona in quella specifica fase evolutiva del suo disturbo clinico. Poi entreremo maggiormente nel dettaglio rispetto a questa cosa qui, che le persone arrivano, diciamo così, al SERT in una particolare fase evolutiva rispetto al loro disturbo e a seconda della fase in cui arrivano ci sono interventi di un tipo piuttosto che un altro, ma poi entriamo poi nel dettaglio dopo. E quindi se è un intervento centrato sulla persona, noi parliamo proprio, usiamo questo termine, di individuazione di un progetto terapeutico individualizzato per quella particolare persona. Allora, qual è la caratteristica del progetto terapeutico individualizzato? Che la persona viene posta al centro del progetto, che viene costruito in modo condiviso. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di avere la collaborazione del paziente. Lo scopo di questo progetto terapeutico individualizzato è proprio di sostenere progetti esistenziali che possano restituire agli individui proprio una prospettiva evolutiva, cioè basata sulle loro capacità, sulle loro risorse, sulle loro aree di autonomia. Cioè non su quello che manca, ma su quello che hanno.